In questa foto vediamo l'allenatore ebreo ungherese Arpad Weiz, la cui storia, grande e tragica, merita di essere ricordata, e non solo perché scoprì Giuseppe Meazza tra i boys dell'Inter. Egli giocò in Ungheria e in Cecoslovacchia, quindi in Italia, nell'Alessandria e nell'Inter. Nel 1926 è allenatore dell'Inter, che porterà alla vittoria in campionato nel 1930. Dopo brevi parentesi a Bari e Novara, divenne allenatore del Bologna, con cui vincerà 2 campionati e nel 1937 il torneo dell'Expo di Parigi, antenato della Champions, in finale contro il Chelsea per 4-1. Nasce qui il mito del Bologna che tremare il mondo fa. Nel novembre 1938 le famigerate leggi razziali costrinsero però Weiz e la famiglia a emigrare in Olanda. Qui, nonostante l'invasione tedesca del maggio 1940, allenò il Dordrecht fino al rastrellamento nazista di tutta la famiglia il 2 agosto 1942. Mentre la moglie e i 2 figli furono deportati a Birkenau e uccisi immediatamente, Weiz fu avviato ai lavori forzati e poi deportato ad Auschwitz, dove morirà di stenti il 31 gennaio 1944. Arpad Weiz, che tante gioie aveva regalato ai tifosi di Inter e Bologna, scomparve dimenticato tra atrocità e dolori indicibili. Recentemente negli stadi Meazza e Dallara sono state poste 2 lapidi in ricordo di questo sfortunato allenatore. Alla prossima istantanea, amici del Bruco.